Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato Batman Napoletano. Come state oggi? Spero tutto bene. Allora, oggi in questo video, scusate, ho sistemato un attimo la telecamera, ok? In questo video andremo a parlare di calciomercato. Partiamo subito con l'Eurigo inaspettato di Marc Cucurella a Real Madrid. Here we go. Poi parliamo di Inter. Inter che vuole arrivare ad un massimo di 45 milioni per Marco Palestra, però l'Atalanta ne chiede di più, ne chiede 5 milioni in più, chiede 50 milioni. C'è da vedere se ci sarà un incontro tra le due squadre, magari un piccolo sconto da parte dell'Atalanta, un piccolo aumento da parte dell'Inter, bisogna vedere. Poi passiamo all'altra sponda di Milano. Passiamo all'altra sponda di Milano, cioè lato Milan. E vi do un nuovo Here we go, cioè quello di un review abbastanza recente. Già ho pubblicato sul mio account X, per chi non lo sapesse, Batman Napoletano, mi chiamo pure là. Vabbè, Ruben Amorim, Tundan, Here we go. Contratto firmato fino al 2028. Poi voglio piccola tra virgolette news, non proprio news, ma ci tenevo a dirvi che stasera non ci sarà live mondiale perché domani io tengo un esame, quindi vorrei riposarmi perché le partite, se non sbaglio, finiscono tutte quante alle 7:45, casino stasera. Penso se fa la partita alle 21, alle 22, penso che saranno le uniche che mi vedrò. Sempre se fanno, ma vabbè. Torniamo al calciomercato. Allora, parliamo di Napoli. Napoli che continua a seguire con attenzione il calciatore svizzero Mazzambi, Manzambi. Il Napoli vuole vedere un po' le sue prestazioni al mondiale, di questo mondiale, però il Napoli preferirebbe prenderlo. Poi Claudio Lotito per Mario Gila, calciatore spagnolo, chiede 30 milioni di euro, bonus compresi. Però questa cifra al Napoli non gli sta bene, De Laurentiis non vuole spendere questa cifra e ci sarebbe la possibilità di fare uno scambio più aggiunta dal Napoli, cioè ti do un giocatore e più, che ne so, 15 milioni. Il giocatore in questione sarebbe Rafa Marin, che chiederebbe la Lazio. Però Rafa Marin, il Napoli vorrebbero continuare il proprio percorso insieme. Però alla Lazio piacerebbe molto Lorenzo Lucca, che se ce lo leviamo davanti è una gran cosa. E piacerebbe vedere Beugama, però bisogna vedere un po' le sue intenzioni. Guardate, voglio se Lucca se ne va con uno scambio Gila Lucca non mi ha fatto l'affare della vita. Magari ci aggiungiamo giusto per apparare a 30 milioni, 10 milioni e mi ha fatto l'affare. Voglio. Poi voglio, vi dico solo una cosa. Attenzione, Vicario Napoli. Ci stanno contatti in corso tra il club partenopeo il giocatore. Poi Ismail Saibari è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Here we go. Il giocatore arriverà a titolo definitivo dal
PSV Eindhoven per la cifra di 55 milioni di euro più bonus. Poi, ehm, Aslani e Pavard non sono più nel progetto Inter. L'Inter non li vede più con sia l'Inter che i giocatori non si vedono più insieme. E poi Emiliano Martinez e la Juventus stanno aumentando i contatti, la Juventus sta chiedendo più informazioni all'Aston Villa. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un bel like. E vi ricordo anche che in descrizione ci sta il link per donare, per ricevere un super grazie, oppure mi scrivete qui sotto nei commenti qualche sfida pazza e la riporterò in un prossimo video. Basta che donate, va bene anche 1 euro, 2 euro, quanto volete. Vabbè, ciao.